Benvenuti ancora qui al Gran Premio degli Stati Uniti, situato nella splendida città di Austin. Proprio qui nel 2018 Kimi Raikkonen ha stupito tutti, tornando alla vittoria dopo ben 114 gare. C'è sempre un record da infrangere, quindi mi chiedo, quale sarà il prossimo? Ci sono 10 curve a sinistra e 10 a destra qui sul fantastico circuito delle Americhe. Le opportunità di sorpasso non mancano in curva 1 e alla 12 su questo tracciato antiorario da 5 km e mezzo. Ma oggi potremo vedere i piloti in difficoltà, viste le condizioni al limite con questa pioggia. Per la gara di oggi sarò nuovamente in compagnia di Luca Filippi. Ora vorrei chiederti di Valtteri Bottas. C'è una concreta possibilità che vinca il titolo oggi. Come pensi che affronterà la pressione? Provando a non pensare troppo al risultato. La cosa peggiore da fare in questa situazione è pensare ai se. E se vengo colpito alla prima curva? E se vengo penalizzato? E se non vado a punti? Se inizi a preoccuparti troppo, non riesci a concentrarti. La mentalità giusta è importantissima oggi. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Lewis Hamilton parte dalla pole position con Charles Leclerc al suo fianco. Quindi il resto della griglia: Verstappen, Vettel, Daniel Ricciardo e Albon, Sainz, Kvyat, Norris e Valtteri Bottas. Inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Perez, Gasly, l'uomo della pioggia, e Raikkonen. Incredibile ragazzi, bella raga, c'è tutto il comando veneziano. Bottas che lotta per il titolo a penalità. Io sono partito 16esimo, ma in realtà parto 13esimo. E Mick che era quinto o sesto finisce addirittura ultimo. Tante penalità per problemi tecnici, cazzo. Vabbè. Io ci provo raga, tanto da 16esimo a 13esimo non è male, però Bottas incredibile. Il mondiale può riaprirsi, eh? Vai raga, tensione alle stelle. Bottas si gioca il mondiale, noi ci giochiamo la gloria. Ok, peccato per Mick perché ha fatto una gran qualifica, ma ha problemi. Attenzione, non vedo niente. Mamma mia, cosa ho fatto? Me la anche di culo, eh. Siamo sesti, ma che culo. Il circuito di Austin è un circuito a me molto favorevole di solito. Cioè, comunque un bel circuito, mi piace. Sì, vabbè, ciao. Però erroraccio in Q2, proprio un incidente, mi ha estromesso dalla possibilità di andare in Q3. Dai, settimi non è malissimo. Mamma mia, è brutta sbandata e Sainz, cioè... Guarda, inizio veramente difficile. Yellow flag. Collisione con... Cosa è successo? Non ci credo. Mamma mia, l'ho sfiorato. L'ho sfiorato. Mamma mia. Mamma, se l'ho sfiorato. Ma era davanti però. Cioè, in collisione con Kvyat, com'è possibile poi me lo sono ritrovato davanti? Non ho capito, vedremo il replay, quell'incidente. Non l'ho capito. Subito virtual. Subito virtual, incredibile. Siamo in regime. Malissimo, malissimo. Malissimo, primo giro veramente con casini uno dietro l'altro. Fastest di Gigi. Stiamo facendo tanta fatica, ma come sempre non è la prima parte, è così, purtroppo. Ho riuscito anche di beccare Kvyat. Ma non l'avevo capito ragazzi, devo vedere di vederlo al replay. Beh, calma, calma, calma. Prima parte non facile. Previsione del tempo.
mi dimentico sempre, oh. Le gomme intermedie sembrano le più indicate per ora. Vai. Involiamoci. Bottas comunque nono. Hamilton penso al primo posto, sì, Gigi è primo. Gigi è incredibile però, dopo il ritiro può recuperare. Non muore mai Hamilton. Gigi Hamilton, che si è ritirato nell'ultima gara a Suzuka. Dai che noi siamo l'uomo della pioggia, devo dimostrarlo, mamma mia, però veramente non è facile. Ok, mamma mia, ancora l'ho persa malissimo. Si fa fatica, però comunque abbiamo dai, non stiamo andando malissimo. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Abbiamo fallito il Q2, è un brutto errore in Q2. No, lungo. Niente da fare. Si fa molta fatica. Stiamo prendendo da Albon però chilometri. Dopo per le restanti 3 gare possiamo mettere componenti diversi per ogni gara, perché ce li siamo accumulati nelle gare dove abbiamo fatto schifo, Monte Carlo e Singapore, e un'altra, quindi si gode. Solo che siamo già a 6 secondi da Albon, veramente ritmo non perfetto adesso, ma la gara è lunghissima, la gara è eterna, 25 giri. E comunque su Sainz aveva un buon vantaggio, che mi sta rallentando anche Bottas, cosa importantissima. Cioè, siamo terzi, quarti nel mondiale, adesso non mi ricordo neanche più, terzi nel costruttori, quarti nel mondiale piloti. Purtroppo yellow flag. Yellow flag. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la... Ricciardo fuori. Attenzione, è entrata in pista la safety car. Fai attenzione, mantieni il tempo delta positivo. Safety car, ma non conviene dare i box, è troppo presto. Mantieni positivo il delta. Secondo me è troppo presto. Rallenta, delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Boh. Per me nessuno va ai box, secondo me. Perez intanto. Allora, ultimo Perez, ha avuto problemi anche Perez sicuramente, perché problemi per Perez. Fuori Ricciardo, siamo sesti e godo. Nessuna T-box ovviamente, perché troppo, cioè, beh, adesso comunque devi tornare, non puoi fare un'altra strategia con la pioggia. Tanto la pioggia rimane tutta la gara, al massimo aumenta alla fine, quindi La safety car sta aspettando il leader, quindi puoi sorpassarla. Sorpassa la safety car. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e prepariamoci a riprendere la lotta. Ma ragazzi, c'è Perez che va ai box ogni giro, penso sia un bug sinceramente, non capisco il perché. Ricomincia la lotta, dobbiamo approfittarne. Vai, green flag, bellissima partenza. E Perez vai box, credibile.
Perez vai box a ogni giro, bug assurdo. Mai visto una roba del genere. La batteria è carica. Usa il pulsante. Sì, uso tutto. Ci siamo presi la quinta piazza con arroganza su Albon. Purtroppo Mick dorme. Mick fa belle cose e dopo cagate. Non è bravo nelle rimonte, Mick. Smentiscimi, Mick, smentiscimi. Dura, Albon è qua. E chiudiamo Albon, bravissimo, dai. Ok, pare che la vettura dietro di te cominci ad avere problemi con il carburante. Safety car lunga però, rispetto al solito. Dai, Perez, ritirati perché sei ridicolo. Siamo ancora in rivalità con Vettel, l'ho appena vinta ma ne ho un'altra con Sebastiano. Distacco dall'auto davanti. 3,0 secondi. Dai cacchio, dai, vola Come, vola. Vola piccolo Come. Mamma mia, cavolo un po' lungo. Fastest di Gigi. Fastest di Gigi. Mamma, un Gigi devastante. Oggi vuole riaprire il mondiale, eh? Lo vuole riaprire il mondiale Gigi. E Veneziano invece va lunghissimo. Ai. Brutto errore di Veneziano. Perde la posizione su Albon, malissimo. Non stiamo minimamente guidando bene oggi, eh? Non sono per niente soddisfatto. Mamma mia, siamo sempre al limite. E non siamo comunque competitivi perché siamo sesti, sì, ma con la macchina che abbiamo dobbiamo lottare ormai per il podio. Si fa fatica, Beppe, si fa fatica. Dai, spingi. Niente. Abbiamo ripersa da Albon e ho paura che non la recuperiamo più. Non piove più comunque, eh? Ma era prevista pioggia sempre. E rischio addirittura le soft. Secondo me possono tenere. Le temperature non sono elevate, il cubo può tutto. Se sbaglio è finita ovviamente. Bisogna rischiare, Fioi. Bisogna rischiare tutti con l'intermedio e con le soft. Una sosta da fare. Ultima sosta prevista. Crazy Cube. No, ma come cazzo mi fa uscire? Ma dai. Ecco, questa è proprio una cosa odiosissima. Non sarà semplice, raga, ve lo dico. Sì, ma non puoi farmi uscire così, però. Il Kuma rischia il tutto e per tutto. Non era in una brutta posizione, è vero, ma chi non risica non rosica. Sì, ma non puoi farmi uscire così, è proprio contro la legge, cazzo. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il pulsante per il sorpasso. Secondo me la temperatura non può essere elevata, comunque ancora nuvoloso. Per me possono durare. Oh, ci provo, cazzo, se non ho niente da perdere. Per il mondiale non lo vinciamo comunque. Veneziano ci prova. Perez comunque a 50 giri di ritardo, cioè fa una sosta ogni volta. Non capisco sto bug. Yes, intanto, questa è una bella notizia.
per Liberty Media è asciutto. Adesso vediamo anche gli altri vanno. Sì. Dai, abbiamo guadagnato, diciamo, dato l'ok per il DRS. qualcosina secondo me. Mick iBox. Mick è ai box per la sosta. E adesso vediamo cosa succederà quando finisce la girandola dei box. Ok, il distacco è 14,3 secondi. No. Piano. Non cappellare come. Ok, tutti mettono le soft comunque. Quindi è stata un'idea anche degli altri. Vuol dire che comunque teoricamente tengono, ma è ovvio, secondo me non c'è dubbio su questo, insomma. Spero. Migliore il primo settore, ovviamente. Assoluto. La vettura davanti a te è rientrata per montare gomme morbide. Mamma mia, Russell ancora con le intermedie. Grande Russell, ti stimo. Il problema è che davanti... sicuramente la zona podio è impossibile, però magari guadagniamo qualcosa, speriamo. Mi dispiace per Mick perché poteva fare bei punti, ma... Secondo settore sempre il fastest, fucsia. Ok, bravo Kuma. Stiamo dando tutto, cazzo. Stiamo dando tutto. Ok, rimaniamo dove eravamo. Boom, fastest lap. Non so quanto durerà, ma è pur sempre fastest. Siamo sesti. Adesso vediamo se riusciamo ad andare a caccia di Albon. Dai, gomme dovete durare però, eh. Distacco dall'auto davanti, 3,2 secondi. Ok. Stiamo tirando adesso. Siamo a caccia di Albon. Vediamo se abbiamo la forza di recuperare su Albon e di finire quinti, perché Vettel a 8 la vedo abbastanza improbable. Tutti abbiamo praticamente la stessa durata, la stessa vita delle gomme, perché un giro alla fine Riusciremo a tenerci conta a 15 poco. per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Stiamo rosicchiando secondo me qualcosa ad Albon, eh? Qualcosa stiamo rosicchiando ad Albon, però poco. Fastest mostruoso di Gigi. Tutti fanno fastest adesso, giustamente. Tutti super giri. Fastest di Veneziano, fastest del Cume. Ritmo infernale del Cume. Per prendersi almeno Albon. Ritmo infernale del talentissimo. Mamma mia, come stiamo girando adesso, raga. Come stiamo girando. Mentre la seconda parte siamo dei animali. Tanto Perez non va più ai box. Attenzione, Perez non va ai box. C'è una nuova strategia disponibile sul DMS. Ma non rompere i maroni.
Ah, ma doppio i box, ho fatto la cosa, tutti i fatalità hanno messo le soft. Ok, E che qua stiamo strappando un gran giro, raga. Stiamo strappando un buon giro. No, erroraccio qua, non dovrebbe costarmi troppo. Ancora fastest di Gigi, ennesimo fastest di Gigi, che lotta con Gigi. Andiamo un po' lunghi. Ma ci stiamo manciucciando Albon, godo. Fastest di Veneziano, risponde sempre. tempo, continua così. Indiavolato il Cume, eh. 3 fastest consecutivi. Ed Albon è preso ormai. Devo continuare a macinare. Stiamo macinando a sbrega, raga. Ed è ancora miglior primo settore, ci stiamo migliorando ogni giro, fioi. Questo è proprio un ritmo da campioni del mondo, anche se non lo siamo ancora. Ok, abbiamo anche il DRS, godo. Dai, 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 dai. Siamo a caccia di Albon. Adesso siamo in lotta, quindi sarà dura fare il fastest, vediamo. Miglior secondo settore assoluto, sempre fucsia. Come così non si vedeva da anni. Da millenni forse. Ancora fastest di Gigi, qua sbaglio però. Quindi tutti si stanno migliorando ogni giro, chiaramente la pista è in condizioni sempre migliori. Fastest di Seb. Fastest del Cume, risponde per l'ennesima volta veneziano. Adesso prendiamoci Albon. Prendiamoci almeno la quinta piazza, Vettel a 7, Vettel non lo prendi mai. Quattro giri consecutivi fastest e ancora miglior giro. Cioè miglior settore, scusate. Io devo prendermi Albon, però se questo è l'obiettivo numero 1 più che il fastest. Ritmo mostruoso. Qua dovrei farcela forse. Guarda come mi chiude. Ma il Cume risponde, la gran campione si prende la posizione su Albon. Bravo Cume, veramente gran sorpasso. Che ritmo Beppe, che ritmo. Ancora fastest di Gigi. Vediamo se il Cume saprà rispondere, la fastest di tutti, Leclerc. Vediamo se il Cume sa rispondere per la quinta volta. Risponde veneziano, 1.36.4. Se qualcun altro va ai box, è chiaro che se vanno ai box ancora io non faccio il fastest perché io voglio rimanere in voglio rimanere fino alla fine, non mi interessa. Anche se sono comunque punti, perché quinto posto è importante in questo momento. Vabbè, vediamo, non pensiamoci. Stavolta non è fastest, dopo 6 volte è difficile mantenere il ritmo, molto difficile. Che mi andati tutti ai box, anche Gigi ovviamente, che è qua attaccato con le soft nuove. Ma io non vado ai box. Io non vado ai box. Sono un pazzo, lo so.
Altro rischio dopo, sì, dopo Bahrain, bene, Silverstone male. Suzuka bene. Mamma mia. Le gomme sono buone, non preoccuparti. Qua si usureranno tantissimo. È un rischio, è un grosso rischio, però ho in mano la vittoria. Da 16esimo. Ho l'obbligo di provarci. O tutto o niente, questo è il cuore. Poi comunque non sto lottando per il mondiale, quindi anche se sono matematicamente potrei ancora vincerlo, però è un'impresa abbastanza disperata. Certo sono primo, quindi è veramente una vittoria pesantissima, eh. Manca ancora veramente troppo. Le gomme non sono messe certo bene. Certo che Hamilton comunque con le soft nuove non ha ancora provato il sorpasso. Se vado ai box adesso finisco sesto. Gigi ce la fa purtroppo. Ok, concentrazione. Ma qua la rischiavo troppo. Mi supera anche Leclerc. Brutto errore qua, brutto errore. Devo tenere Leclerc un po' dietro, invece ho voluto fare il deficiente per superare Hamilton. Chi troppo vuole, nulla stringe. Fastest di Mick, bravo Mick. Serve a niente, ma va bene. Hamilton è appena passato in prima posizione. Sarà durissima tenere il podio, sarà un'impresa disperata. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Mi fa piacere. Però loro con 2 soste sono davanti. Una sosta in più, ma ritmo ancora più infernale del mio purtroppo. Verstappen ci prova, bellissima sfida tra i due pazzi della F1. Fastest mostruoso di Gigi. Fastest mostruoso di Gigi. Gigi vuole tutto, Gigi vuole un altro mondiale. Bottas è abbastanza indietro rispetto a Gigione. Adesso c'è Max. Ora c'è il Conte Max. 3 laps remaining in un inglese che ormai è di come da lingua. L'ho creata io la lingua, cazzo. Verstappen c'è. Io sfrutto la macchina migliore, ma Max c'è. Sta arrivando anche Vettel. Ci stiamo giocando un podio fondamentale. La vittoria era oggettivamente impossibile, anche il podio è impossibile, perché comunque che Verstappen c'ha... Tutti hanno le soft nuove, solo io ho tenuto le vecchie. Che era prevista gara con pioggia, bellissima questa cosa comunque del meteo che può variare, è stupenda. Mi spiace per il bug di Perez, ma vabbè. Verstappen ci proverà sicuramente. Max c'è. Meno male che sono più veloci i rettilineo. 2 laps. 2 giri. Alla fine saranno 2 giri eterni. Le gomme sono finite. Rischio di foratura altissimo purtroppo.
Qui non abbiamo Bahrain buono, Silverstone poratura e Suzuka buono. Anche Suzuka fondamentalmente non abbiamo rischiato troppo. Attenzione, il podio è andato, il podio è andato. Ci resta abbastanza carburante per un solo... Max ce la fa. Tento l'impossibile, tento l'impossibile, tento l'impossibile. Mamma mia. Sportellata con Max. Sportellata con Max, ci sta tutto negli ultimi giri, tutte lecito, nei primi e negli ultimi un po' così. Ricordo cosa ha fatto Max, Charles e le altre persone. O Rosberg, Gigi. Me lo ricordo Rosberg, Gigi, ragazzi. Adesso è in lotta con Vettel e godo, però Verstappen c'è comunque. avvicinando a una Ferrari. È durissima, raga, è durissima. Dobbiamo dare tutto e sperare che i pneumatici possano durare. Potevo finire sesto tranquillo, ma voglio il podio. Beh, posso finire anche a 0 punti, però tutto è possibile. Final lap devastante. Solito Kume pazzo, crazy Kume, crazy Kume. Basta le gomme, neanche voglio guardarle. Verstappen stavolta non ci prova neanche. No, ci prova i coglioni. Mamma mia, Max. Non ci credo. Non ci voglio credere. Altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Non ci voglio credere. Vabbè. Ci ho provato. Dovrai scontare dei secondi di penalità. Va bene, è giusto. È giusto. Peccato, vince Gigione Hamilton. Cerchiamo di arrivare almeno quinti. A 3 secondi. Cazzo, vaffanculo Albon, mostruoso Albon, sta facendo il recupero mondiale. Penso che finiamo comunque quinti, peccato. Ok, gara finita. Fai Sì. attenzione alla macchina mentre entri. Crazy Kume, stavolta non è andata. Mick migliore, ha preso punti, dimmi che ha preso punti Mick. Tanto Hamilton recupera su Valtteri parecchi punti. Peccato, cazzo, ultime curve. So avercela fatta ormai. Sotto la penalità mi sono preso. Grande Mick nono. Grande Mick nono. Noi siamo sempre quarti. 25 punti. Costruttori sempre terzi, buono. Raga, saluto il comandante veneziano. Ci siamo. Ciao!